Ok, buongiorno. Tutto bene? Questo silenzio. Buongiorno carissimi. Buongiorno. Ok, che bello stare insieme qua, iniziare il culto di lode, adorazione al nostro Dio con la gratitudine e vivere questa esperienza con il nostro Dio. Tu che sei a casa, che tu possa vivere anche questo culto con tanta gioia e vivere questa esperienza con il nostro Dio. Ogni domenica, ogni culto è tutto nuovo e è un Dio che agisce. Perciò mi piace sempre quando dici cantare al nostro Dio un cantico nuovo. Non che dobbiamo cambiare i cantici, ma che quello cantico sia una nuova storia nella nostra vita. E oggi vogliamo qua cantare al Signore un cantico nuovo, perché vogliamo offrire a Dio una esperienza nuova, una nuova storia. E quanto è prezioso sapere che Dio ci abbraccia, ci sostiene, ci fortifica, è Dio che ci corregge, è il Dio che si fa presente nella nostra storia come un padre. E questo Padre amorevole, è questo Padre che ci dà la disciplina, e è questo Padre che ci abbraccia, ci sostiene, che ci ama. E è a Lui che offriamo questo culto. E ok con voi questa settimana? Tutto bene? Sì? Prossima domenica che cosa avremo? Battesimi. E faremo una celebrazione anche in questo modo. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Possiamo iniziare questo momento di culto adorando il nostro Dio. Nostro Padre, grazie. Questo culto è per te, solo a te. Vogliamo offrirti. Iniziare questo culto in questa mattina, Padre, per noi è una gioia, un modo molto intenso per noi. Ti ringraziamo. E adesso, Padre, agisci, trasforma, cambia il nostro cuore che sia più vicino a te. Che a nostra vita sia, Padre, una cresta di edificazione per te. Prendi cura del tuo popolo, della tua gente, e che possiamo vedere, oh Padre, una profonda, vera adorazione a te. E ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, e questo uno Dio, uno Padre, uno Spirito, uno Cristo, uno Signore, questo uno sia un corpo qui, oggi, in una adorazione unica, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare il nostro Dio, possiamo offrire questo momento di adorazione. Già hai salutato la persona a tua destra, alla tua sinistra, già hai salutato le persone vicino a te, già hai dato un buongiorno, già hai manifestato una parola di edificazione alle persone. Già? Se no, fai adesso e possiamo adorare il nostro Dio. La nostra lode a Lui che è degno. Con gioia. Lui è degno di maestà e gloria. Lui
la nostra gioia è nel Signore, amen? Dimostriamo la nostra gioia a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore, a chi ci ha portato alla sua presenza insieme alla sua congregazione, e noi siamo insieme a lodare il Signore questa mattina perché Lui ci ha chiamati per primo, amen? La mia gioia è stare nella presenza del Signore, amen? E non è responsabilità sua, e non è Lui
che deve avvicinarsi a noi, ma siamo noi per primo che dobbiamo cercare il suo volto, perché Lui ci chiama, Lui è sempre con le braccia aperte a chiamarci e dobbiamo noi ascoltare il suo chiamato, dobbiamo noi per primo avvicinarsi alla sua presenza, perché Lui tutta la settimana, Lui parla e la sua parola è lì e noi dobbiamo cercare. Ed è questo che Lui vuole. Lui vuole stare vicino a noi, che abbiamo cantato prima. Lui vuole stare vicino, con la sua presenza è con noi, ma dobbiamo cercarlo, dobbiamo avere contatto, collegati con Lui, che così veramente la sua parola entra in noi ed è quello che Lui ci ha insegnato. Noi dobbiamo proseguire, noi dobbiamo far vedere la sua vita in noi, testimoniare di questo, ma soltanto se noi abbiamo questo collegamento con il Signore. Dobbiamo cercare la sua presenza sempre e non lo facciamo, lo so Signore, che non lo facciamo sempre, oh Padre, ma io ti chiedo Signore che io non posso stare mai lontano da te, Signore, non posso stare mai cercare altre cose, perché la tua parola dice che dobbiamo cercare prima il tuo regno e poi le altre cose. Chiediamo Signore che tu possa parlare il nostro cuore, Signore, parlare il cuore della nostra chiesa questa mattina, e che veramente la nostra lode sia a te, Signore, togliendo tutto quello che non viene da te, Signore, togliendo tutto quello che ci disturba, Signore. Dacci Signore la tua visione, dacci Signore il tuo cuore, che noi possiamo veramente, Signore, stare vicino alla tua presenza, Signore. Lontano da te mi sento solo e senza te non mi trovo, senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Non penserò soltanto a me, ma cercherò solo te. Senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Ed io mi pento, a te mi prostro, ed io mi pento, a te mi prostro e ritorno da te. Ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre. Lontano da te mi sento solo e senza te non mi trovo,
braccia tue, avvolgimi con il tuo amor, perché ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre. Alleluia al tuo nome, Signore. Noi abbiamo bisogno di te, Padre. Noi abbiamo bisogno della tua parola, noi abbiamo bisogno, Signore, delle tue istruzioni ogni giorno, Signore. Noi abbiamo bisogno della tua presenza, del tuo Spirito Santo in noi. Noi abbiamo bisogno, Signore, perché senza di te non possiamo fare nulla. Senza di te non siamo niente, Signore. E nessuno è uguale a te. Nessuno è come te, oh Padre. Che mentre noi ancora dormiamo, il Signore lavora per noi. Il Signore ha i progetti per noi, il progetto di pace, il progetto di allegria, Signore, di felicità per la nostra vita e per la tua Chiesa, oh Padre. E noi ti lodiamo, Signore, perché la tua volontà, Signore, è al di sopra di tutte le cose, Padre. E noi possiamo fidarci, Signore, di te, Signore, ogni giorno. Mio Gesù, cantiamo insieme. Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò. Perché? Perché solo tu degno sei il rifugio, Signore. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me io l'ho dedicato a te. Grida di gioia
non basta l'eternità. Noi lodiamo il tuo nome, Signore. Ringraziamo, Signore, la tua presenza in mezzo a noi, oh Padre. Che tu possa, Signore, questa mattina, oh Padre, in mezzo a noi, oh Padre, fare la tua volontà, chiamarci, Signore, per nome. E noi siamo qui, Signore, ad ascoltare la tua voce, Signore. Possa benedire la vita del pastore Caio, Signore, e tramite la tua parola che abbia trasformazione questa mattina, Signore. Lodiamo il tuo nome, in nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Potete sedervi. Amém? Prezioso lodare ao nostro Dio sapendo que estou cantando, mas não é só um canto, que é uma adorazione. E chi sta ascoltando questo? È Dio. E Dio sta manifestando gioia, sta manifestando alegria, perché vede il suo popolo, la sua gente che adora. Noi siamo nati per adorare, noi siamo nati per offrire un'adorazione a Lui. E questo è un grande privilegio che noi abbiamo. Stiamo camminando in questo periodo nel libro di Efesini, e capitolo 4 di Efesini veramente è una ricchezza. E eu volevo fare 3-4 prédicas, mas eu penso que não saranno 3-4 prédicas. E perché è una ricchezza molto profonda, è una dottrina, sono dei principi, e c'è un collegamento con l'altro collegamento. E così mi trattengo un po' ancora no capitolo 4 qua, perché noi dobbiamo vivere come Chiesa questi principi, altrimenti perdiamo il principio di camminare assieme come popolo, come Chiesa in questa adorazione al nostro Dio. Efesini 4, 11 a 16. Che cosa dice? È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tutto questo gruppo di persone con l'obiettivo di portare la gente a servire al Signore. Parleremo tra poco su questo. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e di là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Nostro Padre, grazie perché la Tua parola è viva e efficace. Grazie, oh Padre, perché possiamo vivere questa esperienza questa mattina di studiare, di leggere, di condividere, di permettere che lo Spirito Santo possa trasformare il nostro modo di pensare su quello che è tuo, perché sia proprio come tu sogni e desideri. Usa, Padre, ciascuno di noi in questa adorazione, in questo momento, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Qual è il principio che tu vedi qua? Ok, Riccardo, grazie. Unità di un corpo è così. Uno sbaglia qua, l'altro dice a sistema. Grazie. Qual è il principio che tu vedi qua? Abbiamo parlato, tra poco vedremo in questi slide, di 7 principi, dopo uno, e oggi c'è un'altra parte molto importante qua, che dobbiamo camminare. Dio ha scelto degli
apostoli, Dio ha scelto dei profeti, Dio ha scelto dei evangelisti, Dio ha scelto dei pastori, Dio ha scelto dei dottori. Ossia, Dio ha scelto un gruppo di persone e questo gruppo di persone adesso devono lavorare per mantenere un principio che noi dobbiamo vivere. Joshua, vediamo più avanti questi slide. Chi si ricorda di questo? Abbiamo predicato 2 o 3 settimane fa. Questo uno è una parola che vediamo lì. C'è uno só, un corpo, uno Dio, una speranza, spirito, fede, Signore e battesimo. Ossia, vediamo in questa lettera, in questo capitolo, questo uno. E questo uno noi non possiamo mai dividere. È così. Ossia, avremo solo un Dio, un solo corpo, una sola speranza, una sola fede, un solo spirito, un solo battesimo e un solo Signore. Questo principio è di uno. E è qua che noi dobbiamo camminare come Chiesa. L'altro punto, l'altro slide. E questo uno, ci sono 7 punti che noi dobbiamo imparare a convivere dentro della Chiesa della comunità. Ossia, abbiamo 7 uno, ma ci sono 7 princípi che io posso e devo mantenere questo uno. E quali sono? Che cosa devo avere con i miei fratelli? Molta pazienza. Che cosa devo vivere con mio fratello? Sopportando em amore. Che cosa devo vivere con mio fratelli? Com manso e tudine. Che cosa devo creare con mio fratello? Aquilo che abbiamo parlato. Essere con le manete, ammanettati con mio fratello. Vínculo, pace. In quale modo devo vedere mio fratello? Com humildade. Tu já hai detto ao tuo fratello e tua sorella que é superior a te? La persona ao tuo fianco é superior a te? É humildade. Deve haver um comportamento degno. E qual é o último que abbiamo visto qua? Esforço. Ossia, 7 punti che è della responsabilità mia per mantenere quello uno. E l'ultimo slide di questo momento? Perciò che Dio inserisce in mezzo alla Chiesa apostoli, profeti, pastori, evangelisti, dottori, perché? Perché sono questa gente che devono lavorare in mezzo al popolo di Dio per mantenere questo uno. Perciò chi è il tuo pastore? Chi è il tuo dottore? Chi è il tuo evangelista? Chi è il tuo profeta? Chi è il tuo apostolo? Ossia, eu devo sapere che Dio crea questo gruppo di persone e questo gruppo di persone devono lavorare in questo principio di unità, di essere uno. E è questo che noi vogliamo camminare oggi. Perciò che noi dobbiamo lavorare per il perfezionamento dei santi, noi dobbiamo lavorare nella edificazione del corpo, nell'unità della fede, nella piena conoscenza del Figlio di Dio e nella statura perfetta di Cristo. Perciò questo gruppo qua di responsabili, lavorando in mezzo alla gente per fortificare questo uno e qua fortificare questo senso perfezionamento, edificazione, unità, piena conoscenza del Figlio di Dio, di Gesù e la statura di Cristo. È qui che noi dobbiamo camminare come Chiesa. É qui che noi dobbiamo sviluppare come Chiesa. Pastore Sandro sempre usa una parola che è molto interessante. Noi dobbiamo stare attenti con le pecore grasse, no? A che cosa serve una pecora grassa? Só cria problemi. Ossia, pecora grassa mangia, ma non ama, non serve, non c'è umiltà, non c'è servizio, non c'è impegno, non c'è sforzo, non c'è niente. Só vuole? Conosce qualche fratello e sorella che só vengono al culto per sedersi e dopo vanno via e ciao? E dopo cominciano a criticare anche perché hanno sbagliato nel suono, pastori con il suo italiano, perché le sedie non erano così, faceva caldo anche con l'aria condizionata. Conosce qualcuno così? Ossia, noi dobbiamo evitare che le pecore siano grasse, ma dobbiamo avere delle pecore che siano pronte e disposte al servizio. Perciò entrare na chiesa è semplice, ma vivere in mezzo alle pecore è una grande sfida per noi. Perché lì c'è questo amore, e l'amore è la mia morte, e lì c'è questa mia morte, in modo che adesso io devo continuare a essere un servo per mantenere questo uno. Perciò il grande proposito di Dio è restaurare e unire tutti e ritornare a questo uno. Tu hai qualche difficoltà con un fratello e una sorella? È qui che questo gruppo di persone stanno lavorando in modo che tu possa essere uno.
una ricchezza che noi abbiamo come Chiesa, che tante volte le persone pensano che è una difficoltà, ma è una ricchezza, è che noi proveniamo di diverse nazioni, diverse culture, e questo ci unisce in un solo corpo. O tu pensa che nel cielo avrà soltanto un angolo per i brasiliani, l'altro angolo per gli italiani, l'altro angolo per i moldavi, l'altro angolo per i romeni, per gli africani, per gli spagnoli? No. In cielo staremo tutti assieme. E na presença de Dio. E Dio comincerà a ridere di noi quando dirà: lá na terra voi cercate il vostro spazio, no? Adesso qua starete eternamente tutti assieme, perché lì saremo completamente liberi di tutto quello che impediva la nostra unità. Perciò vogliamo vedere qua veloci questi punti. Chi erano gli apostoli? Chi sono gli apostoli? Sono loro che danno il fondamento della dottrina, che hanno ricevuto il messaggio originale della parola di Dio, sono loro disegnati da parte di Dio e sono le persone scelte da Dio per una gloria divina, manifestare la presenza di Dio, e sono loro che devono soffrire per questo messaggio. Sono gli apostoli. Non è un autotitolo. Oggi abbiamo questa moda dove la gente si autodefinisce come apostolo, ossia, pastore è qua, profeta è qua, dopo entro in non so che, discepolo di Gesù, e gli apostoli dove nessuno può neanche stare vicino. Allontanatevi di questo gruppo di apostoli. Noi non troviamo qua in questo senso, ok? Nessuno si autodefinisce apostolo, è una scelta divina. Chi sono i profeti? Sono quelli che rivelano la parola di Dio verso la gente, sono quelli che portano la parola di Dio per edificare un corpo, sono quelli che sono in mezzo alla Chiesa di Dio, che cominciano a manifestare la parola per edificazione di un corpo. O profeta riceve la rivelazione di Dio verso un popolo e fa vedere un popolo che Dio c'è un futuro basato sulla sua parola. O profeta rivela la parola per edificazione, per qualcosa futura della sua gente, del suo popolo. Chi sono gli evangelisti? Sono i portatori della parola, della speranza e della nuova vita, sono i missionari, quelli che portano la parola di Dio agli stranieri e anche ai patri, quelli che escono e portano questo messaggio e sotto la guida dei profeti, dei dottori e dei apostoli. Sono dei peregrini. Chi sono i pastori? Tante volte diciamo, no, pastore Caio, pastore Sandro. Chi sono i pastori? Sono quelli che prendono cura del gregge di Dio. Ok? Sono quelli che consolano, sono quelli che stanno vicino, sono quelli che seguono il gregge. Sono quelli che stanno più vicino al gregge di Dio. Perciò ci sono dei pastori che non predicano. Ci sono pastori che non sono dottori. Ci sono pastori che sono lì, istruiti, guidati dai dottori in questo messaggio. E chi sono i dottori? Sono quelli che insegnanti. Sono quelli che insegnano i principi della parola di Dio, quelli che insegnano alla Chiesa, sono quelli che preparano la gente con la base doutrinária, sono quelli che proteggono la sana dottrina. Ossia, Dio inserisce questo 5 gruppi di persone in modo che la Chiesa adesso possa vivere questo uno. Tu riesci a identificare queste caratteristiche? Perciò sono delle persone che Dio ha scelto e Dio che invia come Lui vuole. Non è una scelta umana. Io voglio essere pastore, io voglio essere un dottore, io vorrei essere un missionario. No, è Dio che sceglie. La mia vita è disponibile, la mia vita è pronta, io offro la mia vita e adesso Dio dice, io ti consacro a questo ministero. Perciò queste persone stanno collegate una con le altre. E Atti 7 dice così: e giunti ai confini di Misia, cercava di andare in Bitínia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Ossia, non siamo noi che decidiamo dove andare. È lo Spirito del Signore che comincia a lavorare in mezzo alla sua Chiesa e comincia a guidare la Chiesa in questo proposito. Perciò lo Spirito Santo agisce come vuole, inserisce chi Lui vuole e è Lui che lavora in questo per il perfezionamento dei santi, per creare una intimità in modo che la Chiesa possa essere edificata. È questo gruppo di persone che unisce questo uno. Perciò questo gruppo di persone scelte da Dio e donate da Dio. Una vocazione, 7 principi, 7
uno che noi vediamo e questo gruppo di 5 persone che devono lavorare questo. È questa sintonia che deve muoversi intorno a questo uno corpo che è la Chiesa di Dio. Efesini 4,12, come abbiamo detto prima, per il perfezionamento dei santi in vista della opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo gruppo di persone deve perfezionare i santi. Questo gruppo di persone deve preparare i santi. Questo gruppo di persone deve fare con questo gruppo di santi possa essere pronti e preparati ao servizio. Come tu ti senti oggi? Tu sei preparato all'opera? Che cosa tu stai facendo nell'opera del Signore? Qualche settimana fa è stato molto prezioso una persona, un mese più o meno, circa 2 mesi fa, una persona è venuta da me e ha cercato, Pastore Caio, Dio sta toccando no meu cuore che io devo servire na área della Chiesa. E eu non conoscevo tanto questa persona, ma lui mi ha detto, ma la prima cosa che io devo fare, io devo sottomettermi a un pastore. E tu puoi essere mio pastore per guidarmi in questa camminata? Per me è stata una sorpresa. Io ho detto sì, io vorrei trovarmi con te una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, perché io vorrei crescere per il servizio dell'opera del Signore. E abbiamo cominciato na strada con questa persona. E adesso devo confessare, questa persona ha predicato ieri sera qua. Come è stata la predica, ragazzi? Bellissima, no? E quando eu visto lui predicando ieri sera, eu ero seduto lì, dove era più o meno pastorissando, io ero con una gioia per vedere. Quella persona si è offerto, ha cercato un pastore, ha cercato una guida, ha cercato di umiliarsi, ha cercato di servire e ha cercato di offrire la sua vita per il perfezionamento dei santi. E lui ha detto, pastore, io vorrei tanto lavorare in mezzo al gruppo dei giovani, perché con la mia mentalità giovane, eu pensava, lui pensa che io sono vecchio, no? Ossia, con la mia mentalità io vorrei stare insieme con questo gruppo. È stato bellissimo ieri sera. Io sono uscito di qua ieri, prima di uscire ho inviato un messaggio a Astrid, eu ho detto che esco felice perché io ho visto una pecora che stava camminando, servendo e togliendo tutto il grasso. Una pecora che ha desiderato di servire il Signore e camminando nel perfezionamento. Perciò, cari, è questo principio che Dio ci dà, delle persone che noi possiamo camminare assieme, perciò che noi non possiamo avere in mezzo a noi pecore pigre, pecore grazia, noi vogliamo vedere pecore camminando, servendo, soffrendo e pagando um prezzo, se esforçando per edificazione di uno corpo. E é lì che c'è questo senso di amare, di servire e essere pronto. E quando eu visto lui chiedendo quello servizio, lui ha detto, pastore, io vorrei, perché lui ha dimostrato quello sforzo e pagare un prezzo di morte per vedere un gruppo di giovani adolescenti in una crescita di edificazione e perfezionamento. Tu ti senti in questa camminata? Tu stai perfezionando questo gruppo? Tu stai lavorando per edificazione di un corpo? O grande soltanto sarà soddisfatto quando serve. Quando tu vedi una persona insoddisfatta, subito tu la vedi, non sta servendo. Ossia, la pecora quando sta servendo è soddisfatta. La pecora quando sta servendo si sente nel suo posto. Perciò che la pecora deve stare sempre in movimento a servire. I leader spirituali devono portare la gente a questa maturità. Perciò tu lì tu puoi vedere con discernimento chi è un leader spirituale, è quello che unisce o quello che divide. Chi è un leader spirituale, quello che porta edificazione o quello che distrugge. Un leader spirituale è quello che sta lavorando in mezzo al grande per portare a una edificazione e un perfezionamento dei santi. Perciò che il testo dice fino a che tutti giungiamo all'unità della fede. La Chiesa deve essere unita non perché noi desideriamo, perché è un progetto di Dio, è un sogno di Dio. E questo succederà sempre, perché Dio desidera questo. Noi non siamo qua per mettere uno contro l'altro, noi siamo qua per unire un solo popolo. È il perfezionamento dei santi in questo. Perciò quando vediamo la maturità di un popolo, questo popolo comincia a manifestare fruto spirituale. O fruto si toglie di un albero soltanto quando è maturo. E o fruto espiritual se manifesta quando a pecora é matura.
Leggiamo questo brano di Galati 5, 22 e 23. Perciò che il frutto dello Spirito invece è quando la pecora è matura, che cosa succede con noi? Io amo. Quando eu sono maturo, io amo. E amore è la mia morte. Amore è un sacrificio verso la persona. Amore non è o meu desiderio personale, qualcosa per me. Amore è per l'altro. Perciò quando eu sono maturo, eu sono pronto a essere un servo. Eu sono pronto a un sacrificio per l'altro. Così il frutto, la maturità è quando eu amo. Qual è la seconda caratteristica di questo frutto? È la gioia. Qual è quello cantico? C'è la gioia? Ma pastore, desoccupato, una malattia, una situazione critica di famiglia, e c'è la gioia in Gesù? C'è la gioia in Gesù. C'è la gioia in Gesù. Una persona matura vive la gioia nonostante le circostanze difficili. Perché c'è la gioia in Gesù, perché sa che il suo mondo non è qua, è nell'eternità con Dio. Ma questa è la maturità. C'è la pace. È sereno. Nonostante che la tempesta è intorno, c'è la pace. C'è la pazienza con le persone. È semplice avere pazienza con quello che sono difficili? Non c'è. Ma quando c'è la maturità spirituale, la pazienza fluisce e viene fuori. C'è la benevolenza, io faccio il bene. C'è la bontà, c'è la generosità, c'è la fedeltà, io mantengo questo principio perché sono costante. C'è la mansuetudine, mansueto, nonostante le avversità, gli avversari, io sono mansueto con questa gente, con questi miei nemici. C'è l'autocontrollo. Tu já hai perso autocontrollo com qualcuno qua dentro? Solo io. Che vergogna dopo o pastore Caio lá, che ha perso l'autocontrollo, deve sistemare la situazione e sistemare quello che lui ha perso, l'autocontrollo. Sono questa maturità spirituale che noi stiamo lavorando in mezzo alla Chiesa per fortificare questo uno. Questo uno. Non esiste l'altro modo se non è questo. Perciò amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Perciò questo gruppo di persone lavora con grande di Dio in modo che questi principi possano creare questa fondamenta di uno. Perciò tutto questo è per mantenere l'unità di un corpo. E quando noi viviamo questo, noi cominciamo a percepire che ci sono in mezzo a noi dei bambini. Qual è la caratteristica di un bambino? Capricciosi, piangono. Se non è come cominciano a fare tante cose lá, a gridare. Qual è l'altra caratteristica del bambino? E la Bibbia dice che ci sono dei bambini che sono messi di qua e di là. E è interessante, questo periodo stiamo facendo qualche studio con i ragazzi, con le persone, e ci sono personaggi biblici che noi non dobbiamo seguirli. È scritto nella Bibbia. Ci sono dei personaggi che sono esempio per noi per non seguire. È interessante che questo libro chiama questo personaggio di idiota. Sono gli idioti che ci sono nella Bibbia. E ci sono dei personaggi che veramente noi dobbiamo guardare e dire: questo io non lo farò. Ossia, abbiamo un Davide meraviglioso, ma ci sono le caratteristiche di Davide là che io non posso prendere come principio mai. E c'è un personaggio che noi conosciamo non tantissimo, che está em 2 Giovanni 1, 9 e 10. Lui è un bel nome, não? Eu espero que nessuno di voi inserisse come per i vostri figli questo nome, per favore, ok? Per i vostri gemelli tra un anno non dare questo nome di Diótrefe, ok? Diótrefe di Diótrefa, ok? Ossia, ha scritto qualcosa alla Chiesa, ma Giovanni, l'apostolo dell'amore, ma Diótrefe che aspirava che cosa? O primato tra di loro non ci riceve. Giovanni cercava di entrare nella Chiesa, di andare nella Chiesa, ma c'era un personaggio là che non era umile, che non considerava gli altri superiori. C'era un personaggio che cercava di vedere lui nel primato. Perciò se vengo ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con le parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve lei stessi, i fratelli, ma quello che vorrebbe ricevere impedisce di farlo e li caccia fuori della Chiesa.
Conosce qualche Diótrefe ou não? Não? Spero di no. Ma ci sono. Uma coisa que me preoccupa tante volte è le pecore sono dolci, le pecore sono semplici, le pecore sono quel gruppo di animali molto semplici e tante volte sono troppo ingenui. E le pecore tante volte cominciano a ascoltare un Diótrefe. E quando comincia a ascoltare un Diótrefe, comincia a dare ragione a Diótrefe. E perciò che entra questo gruppo di pastori, dottori, apostoli, profeti, per arrivare a queste pecore e dire: non fai questo, allontanati di questo che vuole creare una divisione. Noi stiamo qua per creare una unione. Ma noi siamo pecore. E la nostra ingenuità, la nostra semplicità, noi crediamo. Tante volte eu dico alla gente: l'unica coisa que eu vorrei è che il tuo concetto su di me e di Pastore Sandro sia il concetto di quello che tu hai visto in me e nel Pastore Sandro. E che tu non prendi il tuo concetto su di noi due ascoltando Diótrefe che ci sono. Perché tante volte noi facciamo un concetto di Pastore Sandro e di Pastore Caio ascoltando Diótrefe. Diótrefe, Diótrefe. E quando percepiamo questo uno si è spaccato e noi siamo stati separati. Noi dobbiamo vedere con i propri occhi, avere discernimento spirituale e lì vedere il concetto sulle persone. Quante volte noi facciamo un concetto di una persona non su quello che noi abbiamo visto, ma perché abbiamo ascoltato degli altri. Noi dobbiamo creare un concetto di quello che noi abbiamo visto. E questo Diótrefe parlava con le parole maligne, perché lui era contrario a questo uno. Lui era contrario a questa mansuetudine, lui era contrario a questa pazienza, lui era contrario a questa bontà, a benevolenza. E noi dobbiamo sapere che ci sono le persone che Dio ci ha donato per fortificare la benevolenza, la bontà, l'amore, la pace, la pazienza, la mansuetudine. E questi principi che possa fortificare l'uno, un solo corpo, un solo Dio, una sola speranza, un solo battesimo, una sola fede. E è questo che noi dobbiamo stare vicini. E quando la Bibbia dice allontanatevi, non è perché ma io sono maturo. Noi non siamo maturi a questo punto. Noi siamo ingenui. Ma la parola dice perché io devo mantenere quello che è il progetto di Dio. È uno. E perciò che Dio ci ha donato delle persone per questo. Noi siamo bambini tante volte. Perché bambini piangono, affrontano i genitori, sono instabili. Bambini sono egoisti. E noi tante volte siamo instabili di qua e di là, non sappiamo quello che vogliamo, litighiamo con i nostri genitori. E Dio dice: non siete più come bambini, perché ho dato un gruppo di persone per la vostra maturità e per la vostra crescita. Noi dobbiamo arrivare alla statura di Cristo. Noi dobbiamo essere uomini fatti, quello che hanno dei principi che deve guidare la nostra vita. Predicatore di ieri ha dato una parola più o meno simile a questa. Quando Davide stava parlando con Salomone, ragazzi, si ricorda di quel consiglio che Davide ha detto a Salomone? Ragazzi, è risposto il più giovane della Chiesa. Sì, uomo. Sì, uomo. Davide ha lasciato questo con Salomone. E anche noi dobbiamo imparare a essere maturi. Basta di essere bambini. Ma io devo sottomettermi alla guida spirituale delle persone che Dio ha scelto. E non è stata una scelta mia, è una scelta di Dio. Perciò noi non possiamo essere portati di là, con il versetto 14, portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Con le azioni seduttrici, essere seduti dell'inimico della nostra anima. Qualcuno já ti ha invitato per una cena, per un pranzo, e tu sei andato là con tutta la gioia per pranzare in quella casa, ma il piatto non era la grigliata, non era la carne, non era la pasta, il piatto principale erano i pastori, era la chiesa. E la gente comincia a affrontare e a sparlare della chiesa, e tu eri lá arte seduttrice.
inganno. Io già sono caduto in questa trappola. Una volta sono stato invitato per una cena e c'era una bella grigliata. O pranzo era stupendo, ma al tavolo o cibo era l'altro. Cari, arte seduttrice. E tante volte noi cadiamo questo e pensiamo, loro mi amano, mi hanno offerto una cena. Loro non ti amano. Loro vogliono soltanto dividere quello che era uno. E tante volte noi stiamo in questo uno e la gente non vuole che tu stia in questo uno. Perciò Dio ti dà delle persone per dire, attento, sono profeti. E o profeta prende la parola e dice, se tu segui questo principio, la tua storia di famiglia, i tuoi figli, la tua vita avrà delle conseguenze. Perché la parola profetica è prendere la parola do Signore e trasformare un futuro per la tua storia. E è questo che il Signore ci insegna. Perciò noi non possiamo permettere di dividere il corpo, noi non possiamo permettere di dividere la speranza, la fede, noi non possiamo permettere di avere un altro Signore, noi non possiamo permettere di togliere le nostre manette, il nostro vincolo con la gente, noi non possiamo permettere di togliere il senso che io sono un servo e un prigioniero. Perciò l'azione di un nemico è l'azione di Genesi capitolo 3, è la seduzione di trasformare e impedire che quello uno continua. Che cosa il serpente ha parlato a Eva e Adamo era presente? E sarete come? Dio, dividiamo questo Dio. E il serpente stava cercando di fare questo. L'azione del nemico di Genesi 3 succede anche oggi. Perciò l'azione del nemico è per impedire questo uno. E quando tu percepisci che la gente está portando uno contra l'altro, escapa. Escapa. Eu amo meu fratello e la mia sorella. E eu devo proteggere meu fratello e la mia sorella. Tu hai qualche difficoltà con qualche fratello e sorella? Abbiamo. È normale? Non deve essere normale. Succede. Ma quando c'è qualche piccola cosa con mio fratello e mia sorella, io vado di lì e io proteggo. È la mia sorella, è il mio fratello, è la mia gente, è il mio popolo, è questo uno. Proteggere mio fratello e sorella non è dire che questa persona ha i suoi problemi. Il suo problema eu devo trattare di modo personale con lui e con lei. Ma io devo proteggere, è mio. Qua siamo una sola famiglia. È la tua famiglia, è la tua gente. È o non è? È o non è? Amém? È la tua chiesa, è il tuo popolo, la tua gente, è la tua famiglia. Tu sapevi che qua c'è lo stesso sangue di Cristo? Io ce l'ho una sorella in carne, do stesso sangue do mio papà e della mia mamma. Ma qua noi abbiamo un sangue che è molto più prezioso. È il sangue di Cristo. Di Cristo. Guarda tuo fratello, a tua sorella e dica, tu sei prezioso. E può darsi che tu neanche conosci questa persona ao tuo fianco, mas tu dirai, tu sei prezioso porque c'è il sangue di Cristo. Eu devo amar-te, eu devo morire, eu devo sacrificar-me per te. La persona ao fianco è più facile, no? Adesso quello che sta più lontano. Pastor, já mi sono seduto lontano perché sa, no? Ma sa, è questo che noi dobbiamo imparare, è questo uno. Perciò l'astuzia, frode, furbizia, engano, falsità e menzogna esisteva da Genesi capitolo 3. Ma questo gruppo di persone che comincia a lavorare in questi principi per mantenere questa unità. È questo che i pastori, dottori, evangelisti, è questo che apostoli e profeti stanno lavorando per mantenere questa unità di un solo corpo. Perciò che la parola do Signore è la parola do Signore, la parola di Dio è l'autorità, nella parola di Dio non c'è furbizia, non c'è inganno, nella parola do Signore non c'è menzogna, è lì che c'è la verità. Gesù ha detto, la parola è la verità. E in questa verità, quando eu comincio a mettere in pratica, è la mia libertà, è la mia vita. Perciò che questo testo di Efesini comincia a unire questi sette punti, 5 personaggi che fortificano una sola chiesa per arrivare alla statura di Cristo. E perciò che noi dobbiamo, qua per l'ultimo punto, è seguire la verità nell'amore.
Ossia, la verità c'è, la parola c'è, e quando sto seguendo questa parola, sto manifestando in amore. La verità della parola deve essere seguita. Perciò quando eu leggo questa parola, quando eu leggo questa frase, mi viene questa ideia che eu devo proseguire per una strada seguendo questa parola che o Senhor está revelando. E é uma parola diversa, é uma parola nova, é uma parola que cambia, que me transforma e que me fa um autista molto più preciso. Perciò la guida è la verità. E é interessante que c'è questa parola in amore. Perciò quando eu inserisco la parola do Senhor em amore, eu estou edificando. Quando inserisco questa parola do Signore senza amore, può darsi che stia uccidendo una persona e usando la parola per uccidere. Ma quando eu devo prosseguire questa strada con la parola del Signore in amore, eu estou edificando le persone intorno a me. La parola do Signore tante volte usiamo male, non per dare vita, ma per usare la parola, falsa parola, non è proprio la parola come il diavolo usò, per cercare di uccidere, ma la parola usata in amore è la parola dentro di un contesto giusto e per edificare la gente. Perciò che l'Apostolo Paolo stava dicendo qua, seguendo questa verità, questa parola in amore. E è questo il principio di usare la parola del Signore. Perciò che Dio afferma che in mezzo a noi ci sono le pecore e ci sono agnelli. Ci sono delle pecore mature, ma ci sono delle pecore non mature e ci sono anche agnelli. In mezzo a noi ci sono 3 gruppi di persone. Chi si ricorda di quella famosa frase che Gesù diceva a Pietro? Pietro, tu mi ami? Ti ricordi di questo? E Gesù risponde 3 volte. Le pecore mature, le pecore immature e agnelli. Perciò che Dio dice a Pietro, prendi cura delle pecore mature, prendi cura delle pecore immature e prendi cura degli agnelli. In mezzo a noi abbiamo degli agnelli, neonati nella fede. In mezzo a noi abbiamo delle pecore mature che hanno sviluppato questa crescita spirituale con Dio. In mezzo a noi ci sono delle pecore ancora che non sono mature, che ancora stanno con fatica crescendo spiritualmente. Ma allo stesso tempo eu devo vivere questa parola in amore con questo gruppo di persone. Perciò non sto qua per discernere chi è più spirituale e meno spirituale. Non è questo. Io sto qua per inserire questa parola in amore alla diversità delle persone che ci sono in mezzo a noi. E tante volte noi ci sentiamo pecore mature, ma siamo ancora agnelli, o siamo pecore immature. E tante volte sentiamo agnelli, ma basta di mangiare o latte, já è il momento di mangiare il cibo solido. Ossia, já dobbiamo stare con maturità. Perciò è questo modo che la Chiesa sarà edificata. L'ultimo versetto 16 dice così, da Lui tutto il corpo bem connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Un corpo ben collegato e ben connesso, con l'aiuto di tutte le giunture. Perciò questo gruppo di persone devono portare l'unità di un corpo, per manifestare la gloria del Signore. Perciò che Dio ha inserito in mezzo a noi diversità di doni, diversità delle persone e diversità di leaders, per la nostra maturità e edificazione. È questo il principio. Noi non vogliamo qua pecore grasse, noi vogliamo pecore che stanno servindo al Signore con fatica, con sforzo, con impegno. E lì è questo corpo che si une, che si fortifica e vediamo alla gloria del Signore. È questa parte. Non è la finale di Efesini 4, cioè dopo vediamo la prossima predica qua sulla sequenza di questo capitolo. È questo la Chiesa di Dio. Preghiamo. Come tu ti senti come pecora oggi? O un agnello? Come tu ti senti oggi? Amato? Servendo?
esforço. Como tu te senti? Quando mi ricordo quello ragazzo, quello giorno che mi ha chiesto aiuto, quanto è prezioso per noi come pastori, quando una pecora si sottomette e vuole servire. Che sia con tutti noi. Abbiamo tanto spazio qua per servire. Come pecore. Abbiamo tanto spazio per amare, per sopportare, mansuetudine, creare questo vincolo di pace. Abbiamo tanto spazio per edificare uno agli altri. Nostro Padre, Tu ci hai donato dei apostoli, Tu ci hai donato dei profeti, Tu ci hai donato dei pastori, dei evangelisti, dei dottori. Tu ci hai donato di questo gruppo di persone per edificazione di un solo corpo. La Tua parola è l'autorità, non è quello che io penso, è quello che si rivela nella Tua parola. Quando noi cominciamo a sottomettersi a questa autorità della Tua parola, vediamo la libertà, vediamo la vita. Questo, Padre, è la Tua Chiesa. Questa, Padre, è il Tuo popolo. Questa è la Tua gente. E che questo gruppo, questa gente, questo popolo sia edificati in Te. Benedici, oh Padre. Benedici nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Estaremos celebrando a cena do Senhor em questo momento. É um privilégio stupendo per noi perché possiamo ricordare o sacrifício di Cristo sulla croce. Chi deve partecipare della cena? Quelli che si sente parte di un corpo, di una famiglia, quelli che sentono che il sangue di Cristo è sulla sua vita. Se tu já hai confessato Gesù come Signore della tua vita, la cena è per te. Se tu riconosci che Gesù è il Signore della tua vita, la cena è per te. Se tu hai consacrato la tua vita a Gesù, la cena è per te. Così la cena è un'esperienza mia personale con il Signore. La Bibbia dice che l'uomo deve esaminare se stesso. Non siamo noi a esaminare nessuno, ma io devo esaminare a me stesso. E in quel momento eu devo analisare la mia vita e se c'è qualcosa che non va bene, è lì che io confesso a Gesù e porto alla croce di Gesù, ao sangue che ti purifica. E è lì che adesso sono libero, con una nuova vita, per celebrare la cena. Noi celebriamo la cena per non dimenticare mai il sacrificio di Cristo Gesù per noi. Nós sempre celebriamo un compleanno per non dimenticare la nostra nascita. Ma celebrar la cena è per non dimenticare il sacrificio di Cristo per noi e sapere che io sono in quella croce. Dovevo essere io, ma è Cristo. Quello che era giusto, quello che è santo, che ele non aveva commesso peccato. E io peccatore sono stato liberato. Staremo celebrando la cena. Così i diaconi possono prendere i vassoi lì, già possono portare. E se tu vuoi celebrare la cena, mentre loro passano, prendi il calice e il pane. E dopo aspettiamo uno per gli altri. E dopo mangeremo assieme e berremo assieme. E celebreremo questo con gioia, perché è lì
la nostra salvezza è Cristo Gesù. Perciò noi non possiamo trascurare questo principio. Staremo ascoltando una musica, ma se tu vuoi cantare, canti. Ma se tu vuoi pregare, preghi. Se tu vuoi riflettere in questo momento, rifletti. Ma è un momento di ricordare quello che Cristo fece per noi. Se la parola dal principio uno con l'Altissimo, nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù, che magnifico nome è. Che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Più vicino, sei sceso in terra qui da noi, perdonati dal tuo amore,
potente nome è il suo nome, che potente nome è il suo nome, che potente nome è il suo C'è qualcuno che non ha preso il pane o il calice? 2 persone là indietro? Qualcun l'altro? Grazie. C'è il nostro batterista che è l'ultimo a ricevere. Ok, possiamo prendere il pane. Possiamo ricordare questo momento del sacrificio di Cristo, corpo. Ricordiamo che è stato trafitto. Tanto dolore. Tanto dolore. Gesù poteva uscire da lì. Poteva dire basta. Ma perché ti ama. Perché è obbediente al Padre, è rimasto. Così tante volte ci sentiamo, ma dove è l'amore di Dio? Ricordati di un corpo. Tu sei amato. Dio ti ama. Mangiamo. Prendiamo il calice e ricordiamo do sangue. In quella croce è stato versato tanto sangue. In quel corpo c'era tanto sangue che ci ha purificato. Noi possiamo pregare, predicare, leggere, vivere esperienze con Dio perché c'è il sangue di Cristo. Possiamo arrivare alla sua presenza perché c'è il sangue. E questo sangue che ci ha purificato. Beviamo. Nosso Padre, ricordare con questo pane, con questo calice, ricordare un corpo, ricordare un sangue, quanto prezioso per noi. Grazie Padre perché questo per noi oggi è una grande gioia, perché c'è una nuova vita in Cristo Gesù. Grazie. Benedici la tua Chiesa e che noi, oh Padre, possiamo uscire di qua proclamando la tua gloria, proclamando quello che Gesù fece per noi. È molto prezioso. Nel nome di Gesù. Grazie. Amém, Senhor. Amém. Può dare un abbraccio, un saluto, una parola dolce, una parola di edificazione al tuo fratello, alla tua sorella. La cena do Signore si fa in comunione, perciò che in questo momento noi possiamo vivere questo momento di ricchezza, di sentire il fratello, la sorella che è vicino a noi. Se tu vedi qualcuno da solo, può uscire dal tuo posto, non c'è nessun problema. Esce dalla tua sedia, va a cercare uno che è lontano, che non è vicino a te, che tu possa dire una parola di edificazione, una parola di benedizione alle persone che sono vicino a te. Che tu possa vivere questa esperienza come Chiesa, come popolo di Dio. E che tu possa dire una parola che possa proclamare la gloria. Dio vi benedica. 1, 2, 3. Ok. Qual è la musica? Lui è degno. Lui è degno. Sì. Ok, já hai salutato 42 persone? Ok, chi non ha salutato deve offrire il doppio della decima adesso. Ok, momento di decima offerta, momento di consacrazione. In Maialine è l'offerta missionaria per Síria e Venezuela, quello che noi inviamo ogni 2 volte all'anno. Così facciamo questo momento di decima e offerta, è la nostra responsabilità, è quello che noi dobbiamo offrire come membri di questa Chiesa e anche come fedeli al nostro Signore, ok? Facciamo questo momento di consacrazione e facciamo con gioia. Lui è degno. Cantiamo, offriamo
e viviamo questo momento. 3, 2, 1. Lui è degno di maestà e gloria. Lui è degno di maestà e onore. Lui è degno di maestà e gloria. Lui è degno di maestà e onore. Ele dalle nostre mani adoriamo Gesù, agnello di gloria. Esaltiamo l'imperabile Salvatore, che vive per sempre, il grande Gesù. Lui è degno di maestà e gloria. Lui è degno di maestà e onore. Lui è degno di maestà e gloria. Lui è degno di maestà e onore. Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria. Esaltiamo l'imperabile Salvatore, che vive per sempre, il grande Sol, che vive per sempre, il grande Sol, che vive per sempre, il grande Sol, Gesù. Amen, preghiamo al Signore. Padre Santo, grazie Signore perché noi oggi possiamo alzare le nostre mani, Padre al cielo, riconoscendo che noi senza di Te non siamo niente, Signore, e oggi abbiamo dedicato a Te questo culto, Signore, questa adorazione, Padre. Grazie per la Tua parola che è arrivata nei nostri cuori. Grazie per le offerte, grazie per il Tuo popolo, Signore, che ha il cuore aperto e le tasche aperte per la Tua opera. Benedici, Signore, che questa offerta possa moltiplicarsi, Padre, per l'avanzo del Tuo regno. Io ti chiedo e ti ringrazio per tutte le benedizioni, Signore, che Tu ogni giorno doni a noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi? Ok? Ci sono qualche avvisi? Tu che sei con noi oggi la prima, seconda, terza volta, grazie. Che Dio ti benedica e che possa sempre vivere questa adorazione al nostro Dio. Grazie alla tua presenza con noi. Amém. Avvisi? Numero 1. Prossima domenica avremo il nostro culto alle 10h30. Partiamo di qua tutti assieme, insieme con il gruppo di Conegliano, da Belluno e da Padova, e faremo lì al Piave, Covo di Pederoba. Si chiama Barco il posto, no? Barche, ok? Saremo lì, passeremo tutta la giornata, e faremo dei battesimi e dopo un picnic e stare assieme, ok? Se tu non sai dov'è, vieni qua e dopo segui questa carovana qua e staremo lì assieme tutta la giornata, ok? Come voi sapete, la Chiesa Battista Agape, ogni volta che si fa un evento esterno, c'è la pioggia, no? Ma speriamo che non succeda questa domenica. Ok, preghiamo, battesimo. Prossima domenica abbiamo un bellissimo gruppo di fratelli che saranno battezzati e di bellissime testimonianze che faremo qua al culto e dopo al locale, ok? Prossimo, domani cosa inizia? Campeggio, ragazzi, gli adolescenti domani saranno lì. Pastore Sandro, dove sei tu? Era qua. Ok, già andato. Pastore Sandro ha bisogno di ogni tanto di un passaggio, di una macchina. Se tu domani non fai niente, sei a casa, parli con Pastore Sandro e offri di portare cibo e tante altre cose, ok? Siamo più di 40 per questo campeggio, circa 33-34 adolescenti e più la struttura che lavoreranno insieme, ok?
è un campeggio di preghiera e stiamo in preghiera per questo campeggio dei ragazzi, ok? Settimana scorsa abbiamo finito dei bambini, che è stato preziosissimo, e questo anche sarà più prezioso, ok? Se per domani tu sei libero domani mattina, parli con Pastore Sandro, ok? Lui sta gridando per una macchina, o 2 o 3 macchine, ok? Va bene, ok? Non dimenticare il servizio di raccolta di cibo, continuate a portare, abbiamo delle famiglie che stiamo appoggiando qua. Gli altri avvisi? Ok, prima di questo ci sono gli altri avvisi. Il 28 di questo mese faremo un'assemblea amministrativa della Chiesa, sarà dopo il culto, non è un'assemblea lunga, veloce, e sarà più o meno 30 minuti, non c'è nessun argomento delicato, ma soltanto un'assemblea che vogliamo parlare un po' della situazione della Chiesa, che è buona, non preoccupatevi, ma anche di una situazione della Abine che noi vogliamo come Chiesa partecipare, ok? Preghiamo per Svetlana piccolina, è in ospedale ancora, situazione molto delicata, ok? Preghiamo per lei in questo momento. E tu hai un figlio preadolescente di 11 a 13 anni? Parlate con i pastori. Noi vogliamo iniziare questo ministero con i preadolescenti qua sabato sera, e io e il pastore Sandro abbiamo visto che abbiamo più o meno in chiesa 6 a 7 ragazzini con questa età, di 11 a 10, 11 a 13 anni, ok? Così inizieremo in breve, forse a settembre, questo lavoro con i preadolescenti, ok? Preghiamo per piccolina, nostra sorella. Nostro Padre, grazie. Tu ci sei, benedici la tua Chiesa, proteggi. Preghiamo per la nostra sorella Svetlana, Padre. La tua mano di conforto e di consolo, la tua protezione, la tua presenza e la tua guida su di lei, e che lei possa sentire, oh Padre, il tuo amore. Usa la tua Chiesa, Padre, in questo periodo, e che lei possa sentirsi amata e consolata da te tramite il tuo popolo. Sia con lei, oh Padre, in questo momento. E anche preghiamo per questo campeggio. Agisci, manifestati e la tua gloria, Padre, e che possiamo vedere questi ragazzi ti amando, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Buona domenica a tutti, nella pace.